Elena Cecchettin, sorella di Giulia, è stata scelta dall'Espresso come persona dell'anno. Il settimanale ha anticipato la copertina in edicola da domani, in cui la giovane donna è ritratta da Ilaria Magliocchetti Lombi, e sul sito la redazione ha spiegato anche il motivo per cui è stata scelta proprio Elena Cecchettin come figura che caratterizza il 2023. Le sue parole sul patriarcato e la cultura dello stupro hanno impresso a un dolore familiare la cifra della responsabilità collettiva per la lunga catena di femminicidi che hanno scandito l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Una lucida diagnosi, la sua, ribadita nel colloquio che Elena ha avuto con la giornalista Susanna Turco, che l'ha intervistata. «Sono contenta», ha dichiarato dal canto suo Elena Cecchettin, «che quelle parole siano state prese sul serio e che di fatto le persone abbiano iniziato ad avere voglia di realizzare quel cambiamento che già desideravano». Intanto il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, annuncia: «Stiamo selezionando un paio di appuntamenti in memoria di Giulia Cecchettin che avranno luogo nel nostro comune nel mese di gennaio e nella cui organizzazione è coinvolto anche il padre Gino». Il 2 febbraio, infine, ai familiari di Giulia Cecchettin sarà inoltre consegnata dall'Università di Padova la laurea che Giulia avrebbe dovuto discutere il giovedì successivo all'omicidio. «I contatti con il padre di Giulia sono pressoché quotidiani», ha detto il primo cittadino. «L'ho incontrato anche oggi nell'ambito della consegna delle borse di studio Opera Pia Legato Alpi, assegnato ogni anno agli studenti più meritevoli del territorio frequentanti gli istituti secondari di primo e secondo grado. Uno dei due contributi è andato al fratello di Giulia, Davide». Questo è Sveglio a Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 22 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che è stata scelta dall'Espresso come persona dell'anno. Lo abbiamo letto in un articolo dei quotidiani del gruppo NEM, il riconoscimento quindi del settimanale che da domani sarà in edicola con la foto di Elena Cecchettin in copertina. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi restando sempre in tema di femminicidi. Finisce l'anno ed è tempo di statistiche, purtroppo tragiche statistiche, un conteggio, un bilancio di sangue, come scrive il Corriere del Veneto. Da Anica e i suoi 4 figli a Giulia uccisa da Filippo, sono 8 le vittime in Veneto di femminicidi nel 2023. Ci sono i nomi, l'età, il lavoro, la nazionalità, una tragedia indiscriminata, scrive sempre il Corriere del Veneto. Dal 2019 ad oggi sono state 47 le donne assassinate in Veneto per mano di uomini vicini, spesso compagni, mariti e persone comunque vicine. Ma vediamo i volti, i nomi almeno delle 8 donne uccise da uomini in Veneto quest'anno. Vilma Vezzaro, 73 anni, uccisa dal figlio adottivo a Verona. Rosanna Trento, 59 anni, uccisa dal cognato a Paese, in provincia di Treviso. Anica Panfile, 31 anni, trovata morta nel Piave a Spresiano. Margherita Ceschin, 72 anni, l'ex marito è accusato del delitto. Liliana Cogita, 56 anni, picchiata e soffocata dal compagno. Manuela Bittante, 77 anni, accoltellata dal marito a Maser, in provincia di Treviso. Giulia Cecchettin, 22 anni, uccisa dall'ex fidanzato. E infine, pochi giorni fa, Vanessa Ballan, 26 anni, accoltellata dal suo stalker, così scrive il Corriere del Veneto. E a proposito di Vanessa Ballan, oggi tanti articoli ancora per parlare dell'ultimo caso di femminicidio in provincia di Treviso. Il dolore della procura, leggiamo sul Gazzettino, dovevamo fermarlo. Il procuratore di Treviso Martani dice: c'erano gli elementi per vietargli di avvicinarsi, con la legge Roccella non deve accadere mai più, ma se un uomo è disposto a uccidere, aggiunge, non si lascia ostacolare da un divieto. Il caso è stato preso in carico con tempestività, lo stalker sembrava placato, invece meditava vendetta. Insomma, il tema è di una sottovalutazione forse della gravità del caso da parte della procura. Vediamo la notizia in primo piano anche sui quotidiani del gruppo NEM. Bugiar l'aveva aggredita 3 volte nei mesi scorsi, quei segnali ignorati. Dalle indagini emergono nuovi elementi inquietanti. Alla cassa del supermarket le aveva lanciato monetine in faccia gridandole insulti, poi una prima irruzione in casa, autopsia sul feto per fugare i dubbi sulla paternità.
2 anni fa la donna, tra l'altro Vanessa Ballan, aveva denunciato un altro uomo per stalking. E vediamo anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM le parole del procuratore Martani: il divieto di avvicinarsi era una misura da chiedere, ho chiesto spiegazioni al PM, con la legge Roccella tutto questo non sarebbe successo, aggiunge ancora il procuratore, e poi invia un messaggio di condoglianze alla famiglia della vittima, vi sono vicini, dice Martani. Ora voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima dal Gazzettino: Safilo rompe il contratto con la Ferragni, violati gli impegni contrattuali, la licenza per realizzare occhiali a marchio dell'influencer era stata sottoscritta nel 2021, lo stop del gruppo arriva dopo il caso della campagna per il Pandoro benefico. E poi ancora i fuochi d'artificio per Capodanno in regione, sono sempre meno le città a scegliere di spararli. Capodanno senza fuochi, anche Verona dice no, leggiamo sul Corriere del Veneto. Animalismo e ambientalismo, sale il numero dei comuni botti free, ci sono Verona, Padova, Venezia. Con qualche eccezione le città venete si schierano contro i fuochi d'artificio a Capodanno, quindi resta Venezia invece a dire sì, ma è di ieri l'annuncio del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che anche il capoluogo scaligero quest'anno dirà no allo spettacolo pirotecnico. La motivazione più frequente adottata dai primi cittadini, non solo in Veneto, è l'attenzione agli animali da compagnia che a causa del loro udito vivono i minuti dei botti che accompagnano i fuochi con autentico terrore. E chiudiamo invece la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia di economia dalle pagine del Gazzettino: rischio superbonus, in Veneto chiusi solo 6 cantieri su 100. Arriva da ANCE l'allarme, l'associazione dei costruttori: lavori per 1 miliardo ancora da portare a sconto, difficile che finiscano entro l'anno. Il MEF è contrario a qualsiasi proroga, così ci saranno problemi economici per le imprese. Il presidente dei costruttori veneziani lancia quindi l'allarme: senza gli sgravi avremmo avuto maggiori problemi di deficit. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, grazie per aver ascoltato questo podcast lungo il 2023. La rassegna stampa dei quotidiani locali torna l'anno prossimo, e più precisamente lunedì 8 gennaio. Nel frattempo a tutte e tutti voi buone feste, buone vacanze e buon ascolto.